Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qui, buonasera a tutti con la musica trionfale che sta scendendo della sigla di Radio Nostra, del Giro del Mondo di 80 giorni, non di Radio Nostra. Con me sulla navicella della mongolfiera c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutte le persone in ascolto. Buonasera, qua ho il gatto che mi tocca il microfono. Speriamo che non faccia malanni. Ancora si struscia sul Il microfono. gatto vuole dire la sua. Esatto, ma allora il gatto che non è il gatto delle nevi, visto che siamo a fine anno e si struscia lo stesso sul microfono, adesso lo alzo che così non lo tocca più. E dicevo, il gatto di Radio Nostra che interrompe ogni tanto la conversazione. Allora, che dire Rossella? Sto cincischiando per dir cosa? Niente, che oggi non abbiamo ospite. Cincischiando, come non abbiamo ospiti? Oggi la Come nostra tutte- abbiamo la navicella che è vuota Allora, in un intanto senso. ti chiederei di essere rispettoso con il gattino, perché il gattino non è che non è nessuno, il gattino è un gattino molto Sì, dolce. perché mi tocca anche la tastiera adesso, speriamo che non interrompa la trasmissione. E no, questa sera abbiamo pensato, come così ripensando al nostro percorso dell'ultimo anno, di scegliere alcune chiacchierate che ci sono piaciute, veramente ci sono piaciute tutte, Sì. perché non è che facciamo come quelli vuoi più bene a mamma o papà, a noi sono piaciute tutte, però insomma ne abbiamo scelte alcune così anche per varietà. E quindi facciamo un best of. Sì, perché essendo l'ultima puntata del 2025, domani c'è il classico cenone, le classiche feste in giro per il mondo e abbiamo deciso di fare insomma, di mettere un po' di... Abbiamo 4 che sono stati i nostri invitati nella nostra mongolfiera che questa settimana porta anche il francobollo del Madagascar, così tanto per dire il francobollo Allarghiamo lo settimanale. sguardo. Sì, Sì. esatto. E che dire Rossella? Beh, possiamo intanto dare 2 numeri, diciamo, diamo un po' di numeri. Allora, abbiamo avuto dal 15 gennaio, perché abbiamo iniziato il 15 gennaio con la quinta edizione, 45.773 visualizzazioni sul canale di Radio Nostra su YouTube. Insomma, dai. Ma complimenti! C'è qualcuno che ne ha 18 dopo 3 mesi. Noi... Il Pierino che è in te, ma non è che a Natale siamo tutti più No, buoni. ma in effetti siamo più buoni, per dire che noi ne abbiamo 45.773. E ti dirò di più, la trasmissione, il programma con più visualizzazioni, dopo c'è anche tutto un discorso sulle visualizzazioni, ma non stiamo qui a raccontarlo, sono 3.746 in una puntata, la puntata numero 5 della sesta serie, quella del 18 novembre. E E che perché cosa c'era di così bello in in quella effetti puntata? avevamo era la puntata delle elezioni, prima delle elezioni. Avevamo Guido Pietro Ecco. Luongo, il veterinario del CERT, poi avevamo Andrea De Carlo, candidato Movimento 5 Stelle, e Davide
Simonella. Simonella, candidato della AVS. Beh, insomma, è un buon segnale, vuol dire che le persone hanno anche cercato di Certo. informarsi. E il numero più basso delle visualizzazioni sono 4, quelli di stasera che... Ma per il momento, certo. ecco. Certo. Ma il canale Ma YouTube. noi sappiamo che tra l'altro una caratteristica è anche abbastanza comprensibile, non abbiamo mai tantissimi ascolti in In diretta, no, certo. La maggior parte sono poi in podcast, perché le persone ci ascoltano camminando, guidando, spolverando, cucinando il risotto di funghi, pulendo quei 27 carciofi che hanno comprato. Ascoltando in vaporetto la trasmissione, Ecco, quindi magari anche riascoltandola, perché che è la cosa bella della radio, no? esatto. Ecco. E quindi abbiamo questi numeri qua che insomma siamo contenti Che ci rendono orgogliosi. e io inviterei di iscriversi perché abbiamo avuto solo 200 nuovi iscritti al canale, siamo a 1264, lo scorso anno eravamo sui 1000 e qualcosa, e inviterei magari chi ci ascolta anche di cliccare, di essere iscritto, che così a ogni inserimento che facciamo viene la notifica che ne so, questi giorni, oltre al nostro Giro del Mondo in 80 giorni su Radio Nostra, ho messo i concerti del Festival Jazz di quest'estate, quindi... Che è un bel ascoltare. Esatto, quindi chi è iscritto si è trovato l'avviso che c'erano 3 concerti messi questa settimana. Precisiamo che l'iscrizione è gratuita e non succede non succede assolutamente niente. Ecco. Esatto. No, perché giustamente siamo un po' tutti quanti, no? Così impauriti da questo web che è sempre un po' più intrusivo e invadente. Allora io direi di mettere come primo brano, tanto per autocelebrarci, la nostra sigla di Radio Nostra. Andiamo con Radio Nostra. Radio Nostra è qui con te, accendi il cuore e ascolta che c'è. Dal microfono voliamo via, tra notizie, musica e poesia. Radio Nostra è la nostra voce, il mondo gira e lei ci conduce. In 80 giorni o anche di più ci porta lontano, non torna mai giù. Con Rossella che lancia
Ecco qui, Radio Nostra, succede di tutto, succede con te e anche con voi, insomma. Ti do altri dati, però questo è solo, non è tutto l'annuale, parziale. Allora, il 70% ci ascolta col telefono cellulare, il 18,6% col computer, l'8,3% dalla TV e il 3,2% dal tablet. Ah, e nessuno dalla Luna ancora? No, dalla Ah, Luna no, mostra altro, cosa mi dice altro? Computer, tablet, no, niente, basta. Però me lo dà degli ultimi 28 giorni. Posso fare ultimi 365 giorni. Aspetta un attimino, che vediamo un po'. stasera Gianluigi è Sì, appassionato di oggi di nuovo. Sì, statistica. esatto. Sono i famosi Allora, bilanci di fine anno, no? 85, beh, siamo là lo stesso, 85,8 telefono, computer 17, 8 la TV e 4,1 il tablet. Bene, dai, questi i primi dati. E allora, primo Allora, ospite. apriamo questo best of con un animale. Noi abbiamo dato tanto spazio agli animali quest'anno e anche l'anno scorso, insomma, è uno dei fili rossi che percorrono la nostra trasmissione, e un animale che ci piace moltissimo, è molto proprio bello, 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 bianco, con un faccione rotondo. È il Barbagianni, e ci ha fatto innamorare ancora di più del Barbagianni Eleonora Scabini, e adesso la riascoltiamo con molto piacere. Ok, ascoltiamoci Eleonora Scabini nella trasmissione dello scorso anno della quinta stagione, mi pare la 20ª, ma non vorrei dire una cavolata. Ascoltiamoci Eleonora. Stiamo già veleggiando, si può dire veleggiando con la mongolfiera, penso di sì, verso in Lombardia. Con noi abbiamo la nostra prima ospite che sta salendo nel nostro cestello. Rossella, chi è? Abbiamo il piacere di avere con noi Eleonora Scabini, che è la coordinatrice per la Regione Lombardia del progetto Barbagianni Italia. Benvenuta a bordo, Eleonora. Benvenuta. Grazie, Eleonora. grazie, buonasera Benvenuta. a tutti. Grazie. Buonasera. Ci sono Allora, anche... prima di tutto siamo curiosi di conoscere un po' il Barbagianni, un animale molto affascinante. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di vederlo, ma dal vero. Ma insomma, raccontaci qualche cosa intanto. Sì, allora, il Barbagianni è un rapace notturno della famiglia dei titonidi. Fa parte dell'ordine degli strigiformi come le civette, gli allocchi, ma mentre questi fanno parte della famiglia degli strigidi, il Barbagianni fa parte della famiglia dei titonidi, quindi un po' diverso, diciamo. È un predatore acustico, cioè cosa significa? Che conta molto sul proprio eccezionale udito, il più sviluppato tra gli uccelli, per catturare le sue prede, che sono piccoli mammiferi, possono essere arbicole, topi selvatici, domestici e ratti, oltre che insettivori. Ed è legato quindi all'ambito agricolo, campestre, campi aperti, zone coltivate, zone incolte, quindi insomma per esempio ambienti appunto legati all'agricoltura e anche all'allevamento, perché dove ci sono gli allevamenti ci sono anche questi piccoli roditori, insomma, e quindi il Barbagianni è sempre stato legato al mondo agricolo, tanto che per esempio in Inghilterra viene chiamato barn owl, quindi il gufo dei fienili. Questo rapace notturno è caratterizzato da proprio una livrea bellissima che potete vedere dalle fotografie, credo che stiano scorrendo le immagini. La livrea è caratterizzata da un bellissimo bianco candido sul petto e sul disco facciale tipico caratteristico del Barbagianni, che è cuoriforme, lo rende perfettamente riconoscibile. I suoi grandi occhi tipici dei rapaci notturni, che sono adattati ecologicamente per una visione notturna, quindi in assenza praticamente di luce,
e questo colore un po' caramello che vedete sulle parti dorsali, visto un po' a grigio, e anche questo è proprio caratteristico del barbagianni con il pigmento della eumelanina. Quindi immagino che si vedano adesso, io non le vedo le fotografie, sono state date da alcuni nostri operatori, uno del Veneto, Enrico Tonetto, che ci ha donato delle bellissime fotografie, l'altro Alessandro Garbarino dalla Sardegna. Faccio notare che quelle in cui notate gli individui un po' più chiari si tratta di Tito alba ernesti, che è una sottospecie presente soltanto in Sardegna, endemica della Sardegna e di poche altre zone, insomma, però per l'Italia è tipico della Sardegna, anche se non è ancora del tutto confermato geneticamente che si tratti di una sottospecie. Per adesso assume questa dicitura, insomma, di sottospecie. Mentre la sottospecie nominale che è presente nel resto d'Italia è il Tito alba alba. Quindi le altre fotografie che vedete sono di Tito alba alba. Un'altra cosa interessante che potete notare, vedete qualche foto su posatoio, perché il barbagianni può cacciare in due modi principalmente: da posatoio, quindi rimanendo fermo sul posatoio, ma quando dico fermo non intendo immobile, perché la sua attenzione, tramite appunto l'udito e la vista, è attirata proprio dalla presenza di eventuali prede che emettono dei rumori che si muovono proprio sul suolo, insomma. E quindi gira il capo, poiché non può muovere gli occhi, quindi gira il capo a 270 gradi con estrema attenzione, muovendolo in continuazione, appunto in questo tipo di caccia statica, che però di statico non ha molto, proprio perché è estremamente attento il barbagianni a tutto ciò che lo circonda, attento a cogliere qualsiasi rumore, con il suo udito eccezionale, la sua vista eccezionalmente adattata alla notte. E quando trova una preda, ovviamente si lancia poi per catturarla. Un altro tipo di strategia di caccia è quella in volo, quindi in volo radente sui campi, con la sua ampia apertura alare, e questo tipo di caccia è chiamata hovering, ovvero proprio una caccia piuttosto bassa in cui il barbagianni cerca la preda scandagliando proprio con la vista e con l'udito, sempre con l'udito, il suo eccezionale udito, i campi per trovare la preda e piombarle naturalmente addosso. Quindi avete visto almeno una delle strategie che utilizza questo rapace notturno. Ora, quali sono le minacce che subisce la specie, che quindi hanno causato la sua fortissima diminuzione soprattutto al nord? Nel nord Italia, io poi sono coordinatrice della regione Lombardia e è stimata una diminuzione nella mia regione di circa l'80% in 30 anni. Le principali minacce sono la perdita dell'habitat, la riduzione dell'habitat e la frammentazione, quindi la semplificazione con conseguente perdita della biodiversità, ad esempio delle prede, e la perdita dei territori di caccia. Inoltre la perdita dei siti di nidificazione, che sono stalle, ruderi, casolari abbandonati o anche frequentati, non per forza abbandonati, fienili, perché il barbagianni tende a nidificare in sottotetti, anfratti, in natura nidificherebbe in cavità, ma si adatta benissimo a questi tipi di edifici. Ora, siccome molti sono in decadenza oppure vengono ristrutturati, non c'è più spazio per il barbagianni. E quindi noi come progetto di monitoraggio e conservazione del barbagianni in Italia, che cosa facciamo? Cerchiamo di contrastare tutte quelle che sono le cause di declino del barbagianni. Questo progetto è stato fondato da Gabriele Stanisci nel novembre del 2021 e ha all'attivo diverse decine di volontari in tutta Italia. Finora abbiamo installato circa 120 cassette nido, sono delle grandi cassette di legno che simulano la cavità originaria del barbagianni, di nidificazione originaria, che noi appunto posiamo e installiamo nelle zone adatte ecologicamente alla specie, e ci hanno dato tante soddisfazioni perché comunque molte sono state visitate, occupate, utilizzate proprio per la riproduzione. E un'altra temibile minaccia sono gli investimenti, soprattutto nelle strade con una bassa visibilità, cioè una bassa, diciamo, luminosità,
perché il Barbagianni tende appunto a preferire quelle, a mettersi magari sui bordi e cercare di cacciare, quindi viene facilmente investito, anche mentre in volo di hoovering, che abbiamo detto essere un volo piuttosto basso. E nella mia regione, per esempio, sono molti gli investimenti e che quindi sono fatali, proprio perché chiaramente l'urto con un veicolo raramente lascia scampo al Barbagianni. Un altro pericolo, un altro fattore di minaccia di cui volevo parlare appunto stasera sono proprio l'avvelenamento da rodenticidi, poiché il Barbagianni, appunto, come dicevo prima, si nutre molto spesso di roditori, cioè sono tra le prede elettive, insieme agli insettivori naturalmente, ma i roditori ovviamente vengono combattuti nella zootecnia e in agricoltura perché sono dannosi e quindi vengono utilizzate delle sostanze che sono i cosiddetti rodenticidi anticoagulanti di seconda generazione. Questi agiscono sui fattori di coagulazione del sangue nelle prede, in questi piccoli mammiferi che se ne cibano, e causano delle fortissime emorragie non immediatamente, ma nel giro di diversi giorni. E questo perché? Perché i roditori, specialmente i topi e i ratti, sono neofobici, cioè tendono ad evitare il consumo di risorse trofiche nuove, e quindi cosa fanno? Mandano, diciamo, avanti il topo o il ratto della colonia più anziano, il quale assaggia la risorsa e attendono, per cibarsene completamente, di vedere gli effetti. Esattamente. Quindi fanno anche una morte lenta questi Barbagianni. Allora, innanzitutto lo fanno i roditori, esattamente, perché appunto può agire anche fino a 7-14 giorni, questo proprio per, diciamo così, ingannare proprio i roditori e costringerli a consumare più esche avvelenate. E poi si bioaccumulano, cioè si accumulano per esempio nel fegato e anche in altri organi, e in questo modo avviene l'avvelenamento secondario. Quindi, come dicevi tu, il Barbagianni appunto lentamente, assimilando appunto dopo aver ingerito la preda avvelenata, lentamente vengono rilasciate quelle stesse sostanze e si avvelena secondariamente. Purtroppo noi recentemente abbiamo trovato proprio una coppia in Lazio morta, e certamente noi sappiamo che l'avvelenamento è una delle cause più tremende per i Barbagianni, ma trovare addirittura 2 individui, maschio e femmina, proprio nel periodo pre-riproduttivo è stato veramente abbastanza traumatico. Abbiamo fatto fare una autopsia, abbiamo appunto scoperto che si trattava di un avvelenamento e con conseguente emorragia interna proprio da anticoagulanti. E come è stato probabilmente la dinamica, che il maschio, portando la preda per corteggiare la femmina, ha avvelenato involontariamente anche la femmina. I due tra l'altro erano molto vicini, quindi quello che doveva essere un rituale di vita, perché avrebbe portato probabilmente magari a una riproduzione, è diventato praticamente un momento di morte, insomma. È terribile questa cosa. Sì, sì. E purtroppo è molto frequente, e non solo i Barbagianni, ma moltissimi altri rapaci che si nutrono di queste prede avvelenate, che peraltro risultano più vulnerabili proprio alla predazione perché rallentate, in quanto questi anticoagulanti agiscono lentamente, progressivamente, e rendono questi topi, i ratti che li ingeriscono, chiaramente dal punto di vista neurologico più lenti, meno attivi, insomma, quindi facilmente preda dei predatori. Tra l'altro la femmina che è stata trovata aveva il petto, il torace e l'addome consumato, e questo potrebbe portare all'avvelenamento terziario, cioè siccome era stato un rapace molto probabilmente a commetterlo, ad agirlo, probabilmente questo ulteriore rapace ha subito a questo punto un avvelenamento terziario, e poi mettiamo che questo rapace sia morto anch'esso, magari una volpe potrebbe avere ingerito parti del rapace, quindi un avvelenamento, proprio una catena di morte tremenda.
e perché queste sostanze sono state proprio studiate per essere estremamente letali. Ad esempio, ve ne nomino qualcuno, sono rodenticidi di seconda generazione come il bromadiolone, difenacum, oppure addirittura di terza generazione, ancora più potenti e letali, ancora più lenti, come il brodifacum. Ora, il messaggio che vorrei portare un po' stasera è proprio questo, di scegliere, se possibile, delle alternative. Un'alternativa che diciamo abbiamo conosciuto come progetto di monitoraggio e conservazione barbagianni in Italia, perché ci stiamo attivando per conoscere insomma delle sostanze che possano comunque essere utilizzate, perché gli agricoltori e gli allevatori sono costretti, cioè sono obbligati per legge ad utilizzarle, ma che sia meno letale, nel senso che non causi avvelenamento secondario. E un esempio di queste sostanze, queste alternative, è il colicalciferolo, il quale non si bioaccumula nei tessuti e quindi non causa avvelenamento per ingestione secondaria. Tenete conto che l'ingestione secondaria, quindi l'avvelenamento secondario, può avvenire anche negli animali domestici, quindi sono soggetti anche cani e gatti. In questo caso questa sostanza non lo provoca e quindi diciamo rimane meno letale anche proprio per il barbagianni e per gli altri rapaci notturni, non solo lui, anche per esempio allocchi ed altri predatori. E volevo anche parlare di una seconda alternativa, che sono i dissuasori acustici, che però io consiglio, perché poi mi occupo anche un po' di bioacustica, sono dissuasori di ultrasuoni, però li consiglio di tipo professionale, quindi non le scatolette da 20-30 euro, detto molto schiettamente. Ecco, infatti. Ecco, e però usati non per esempio non si può usare in un fienile o in un magazzino di quelli dove si stoccano per esempio le risorse alimentari di un'azienda agricola, di zootecnia eccetera, ma piuttosto magari in ambito urbano, che servono appunto a allontanare le prede con un'efficacia un po' diversa naturalmente, quindi potrei consigliarle per esempio a chi magari ha una cantina, un garage, vuole allontanare appunto i topi e i ratti. Ecco, quello potrebbe essere un'alternativa da utilizzare, e ne trovate di professionali, se ne trovano di professionali che possono fungere allo scopo. Ritornando su... Però scusa, sì. Questi vanno Sì. bene in ambienti chiusi, quindi in questi Sì, possono funzionare anche perimetralmente in un ambiente aperto, però non hanno un'efficacia molto a grande distanza, perché gli ultrasuoni decadono dopo pochi metri, quindi sconsiglio su grandi distanze, ecco sì, piccole superfici, ecco, interne, esattamente, sì. E quindi insomma i prodotti al colicalciferolo apparentemente sembrano più costosi, perché effettivamente al chilo, Costano tornando al discorso del colicalciferolo, costano di più, quindi apparentemente possono essere meno appetibili, ma in realtà poi la loro efficacia è maggiore, perché innanzitutto agiscono più rapidamente, quindi devono essere consumati molto meno, poi consumano meno manodopera e non devono essere stoccati, in quanto poi non si bioaccumulano e a fine vita non necessitano di stoccaggio. Quindi insomma presentano anche dei vantaggi. Qualche piccolo svantaggio c'è, perché non piccolo, diciamo, qualche svantaggio c'è, cioè possono essere più pericolosi degli anticoagulanti sugli animali domestici, ma questo può essere ovviato, questo svantaggio, perché bisogna utilizzare poi degli erogatori in maniera corretta, quindi non è che devono essere lasciati liberi, ma questo vale per qualsiasi veleno di qualsiasi tipo, perché un bambino o un animale domestico possono poi ingerirli e causare chiaramente dei danni molto gravi, ecco. Certo. Scene dell'orrore di vita animale. Sì, purtroppo. I geni mammiferi simili a quelli dei topi stanno avendo i brividi, perché sta roba dell'anticoagulante è di una perfidia.
È Sto stata vedendo. studiata, sì, è stata studiata per essere veramente letale, sì. È stato studiato con strategia e effettivamente funziona, però funziona, diciamo, in maniera a pioggia, insomma, quindi anche su tutte le altre forme di vita, insomma. E poi se ci pensate bene, è un controsenso ecologico avvelenare un predatore, perché quel predatore che potrebbe ingerire 5.000 prede all'anno, perché il Barbagianni, siamo lì con i numeri, insomma io vado a uccidere un predatore, non uno, magari anche di più, e mi precludo la possibilità di avere invece un'azione predatoria cospicua, quindi quelle 5.000 prede rimangono sul territorio Certo. e poi me le devo poi affrontare con altri rodenticidi, quindi insomma è un po' un paradosso, no? Perché il Barbagianni naturalmente ed ecologicamente è un alleato degli agricoltori e degli allevatori perché è un controllore, no, di queste prede, l'ha sempre fatto, evolutivamente si è sviluppato si è adattato a fare quello, quindi se lo avveleniamo ci priviamo della sua funzione ecologica, no? Certo. Sì, ma Certo. questi poveri topi, 2 settimane di emorragie. Ascolta Purtroppo. Eleonora, io volevo chiederti un po' meglio delle casette. Dicevi, Sì. tanto si possono comprare sul vostro sito anche magari per sostenere un po' i progetti? Allora, noi le autoproduciamo, quindi per aiutarci può essere utile fare una donazione oppure anche donarci del legno con i quali possiamo appunto costruire le nostre cassette NID, sì esatto. E poi noi le produciamo in autonomia, cioè ogni regione, noi abbiamo diverse sezioni come progetto nazionale e ogni sezione ha dei coordinatori e dei volontari, i quali poi operano sul territorio. Per esempio c'è la sezione Veneto, quindi dalle vostre parti c'è la sezione Veneto, c'è la sezione Lombardia, la sezione Emilia, Liguria, insomma siamo sparsi un po' in tutta Italia. Le altre attività del progetto, perché noi abbiamo tante attività, facciamo anche tirocini universitari, facciamo educazione nelle scuole, conoscenza kit, molta ricerca scientifica, studi sulle preferenze trofiche del Barbagianni con le dissezioni delle borre, che sono dei cosiddetti, insomma, anche detti pellet, cioè sono delle strutture emesse dal Barbagianni che contengono i resti dei peli e delle ossa indigeriti dall'animale e quindi da questi resti, particolarmente dal Si cranio vede che mandibolo, cosa hanno mangiato. perfetto, identifichiamo le prede esattamente. Sì. E poi studi di bioacustica, studi sulle cassette nido perché molte sono dotate di telecamera, abbiamo anche 2 live in diretta. Una su una cassetta, sì, su YouTube, se andate sul canale Università della Natura, che è l'ente UNIN che promuove il progetto, troverete una cassetta che al momento non è occupata, ma che è stata visitata diverse volte dal Barbagianni, e una diretta su una silos dell'Emilia Romagna in cui la femmina sta covando le uova. E quindi potete vedere la femmina che cova, tra poco nasceranno le uova, fra un paio di settimane anche meno. Sotto Pasqua nasceranno le uova, nasceranno i piccoli pulli e poi vedete il maschio che porta le prede alla femmina, insomma tutte le interazioni, le dinamiche tra di loro. È molto interessante e ci fornisce moltissimi dati. Che bello, non c'è più la privacy di una volta neanche per i particolari. No, però a loro vantaggio. Queste casette devono essere messe in dei posti adatti, non è che se io appendo la casetta all'albero viene il Barbagianni, giusto? Allora, abbiamo anche in realtà delle cassette posizionate su alberi, però devono rispettare un po' dei criteri particolari perché devono stare in alto e devono essere zone adatte ecologicamente al Barbagianni e tutte queste informazioni comunque noi le forniamo tramite i nostri coordinatori, i nostri volontari, quindi se qualcuno vuole posizionare una cassetta nido ci può contattare su tutti i nostri canali che sono il sito www.entenazionaliunion.com, da un po' di contatti, le nostre pagine Instagram, ad esempio MCB Lombardia ci trovate, oppure Università della Natura,
oppure sulle nostre mail ricercabarbagianni.italia@gmail.com o ci sono insomma le varie mail per ogni sezione, ad esempio la mia è mcblombardia@gmail.com. Benissimo, quindi abbiamo tutte le coordinate per approfondire intanto la conoscenza. Beh, molto affascinante. Beh, mi sentirei molto indiscreta, però sono anche molto curiosa, quindi guarderemo Io sto già mettendo la telecamerina del Barbagianni. questa signora Barbagianni, che cosa. Esatto, si chiama Marisa, Ah, la Marisa. femminuccia dell'Emilia Romagna, e Artemio il Pensavo maschietto. che si chiamasse Gianna. E sta covando, se non sbaglio, sono 5 uova, sì. Mentre in altre cassette abbiamo già un po' di schiuse, quindi insomma abbiamo un po' di nascite, stiamo attendendo altre schiuse, insomma siamo soddisfatti insomma, dei nostri risultati e speriamo sempre di più, perché 120 cassette sono tante, soprattutto perché siamo autofinanziati, però non mettiamo limiti al numero. Certo. Bene, complimenti, Va bene. davvero, perché è un mondo davvero affascinante e abbiamo imparato un sacco di cose. Mi fa piacere. E poi volevamo fare i complimenti ai fotografi perché sono delle foto pazzesche. Sono veramente straordinari, li ripeto i nomi, sono Enrico Tonetto, Alessandro Garbarino, e li ringraziamo tantissimo perché sono foto veramente straordinarie. E tra l'altro mi viene in mente che se avete visto quella foto con i 2 Barbagianni nella cavità, in quella cavità naturale, ecco. Aspetta che adesso devo andare in cerca. Comunque l'avevo messi. Sì. Questa cavità naturale è è un sito appunto naturale, una cavità in Sardegna che è seguita proprio da Alessandro. Sono diciamo i siti di nidificazione insomma primaria, ecco, quelli originali del Barbagianni. Noi cerchiamo di ripetere un po' le stesse condizioni, ma naturalmente quelli sono estremamente affascinanti da vedere, veramente bellissimi. Sì. Ecco, un po' di meraviglia spero vi abbiamo Anche perché regalato. cioè, la foto sembra fatta di giorno, suppongo. Sì. Che essendo animali anche notturni, no, non è tanto facile neanche. Certo, loro comunque diciamo che al tramonto e all'alba un po' si movimentano, però si sentono evidentemente lì nella loro cavità, si sentono al sicuro e qualche volta si affacciano anche di giorno, insomma. Però è stato bravo Alessandro a cogliere l'attimo. Alessandro, che vedo ci sta seguendo perché ci sta salutando sulla chat di YouTube. Ah, ecco. Ricambiamo il saluto. Va bene, Ecco qua. Leonora, grazie mille. Bene. Sì, ci hai trasmesso un po' di meraviglia. Grazie a voi che mi avete dato Grazie. questa opportunità di parlare del progetto. E magari ci risentiamo meglio perché è interessante questo discorso delle esche, perché anche Va benissimo. le amministrazioni comunali potrebbero già da loro incominciare Sì. a cambiare il sistema. Esattamente, vi ringrazio tantissimo. A te e Grazie. dai, alle Grazie, prossime. complimenti. Alla prossima, grazie mille. Resta senza via senza di niente anche nel cuore di morte. L'inverno nei tocci è un racconto di giasso scritto da nuvole grigie senza più primavera. L'inverno nei tocci, se la neve dei sogni, di care stelle spente, senza più calore. Me resterà il tuo cielo, l'acqua del sole dai
liberi e senza primavera. Ecco qua, Lina Chiuso, ho messo questo. Ecco qua, dicevo che ho messo questo perché avevamo preparato anche lo spettacolo su Lina Chiuso, che chi l'ha visto è stato contento e chi non l'ha visto forse lo potrà vedere Ha una speranza. Esatto, forse l'8 marzo, forse lo rifaremo. Bene, allora, tornando a noi, torniamo ancora un po' di numeri, tanto visto che è la fine dell'anno. Allora, Rossella, abbiamo il 23% di donne che ci ascoltano e il, Solo? e il 73% di uomini. Signore, qua bisogna Questo YouTube. aumentare la nostra presenza. Rimane misterioso come faccia YouTube a sapere quando tu hai acceso un telefono. Esatto, perché probabilmente dopo chissà come è stato registrato il telefono. Anche perché l'età, allora ti dico l'età, dai 13 ai 17 anni l'1,8%, qua. Dai 18 ai 24 anni 22,4%, dai 25 ai 34 anni il 42%. Dai 35 ai 44 il 18%, dai 45 ai 54 10%, dai 55 ai 64 anni 4,5%, oltre i 65 anni l'1%, oltre i 120 anni 0%. Ma dai! Allora, è chiaro che non è una radio per boomer e di questo noi siamo contenti. Esatto. Fatta da boomer, ma non per i boomer. Esatto. Bene, quindi, insomma, molto bene. no. Bene, Sì, allora dai. passiamo al nostro secondo ospite. Il nostro secondo ospite ci aveva portato sottoterra e abbiamo avuto anche qua molto piacere di ascoltare Andrea Scatolini con i suoi racconti delle esplorazioni delle grotte. Esatto, Ecco, poi- perché le grotte possono riservare grandi sorprese. Ecco, su questa intervista ci racconta un po' quello che fa con la sua associazione, che porta anche i disabili nelle grotte, insomma, racconta un po' cosa fa la sua associazione di grottisti, diciamo. Così. Ascoltiamoci Andrea Scatolini. Abbiamo un secondo ospite dalla nostra mongolfiera sul nostro cestello che non è tanto abituato perché lui ama i fondi, i sottofondi delle montagne, però questa volta saliamo in cielo. C'è Andrea Scatolini, speleologo, giusto? Sì, sono speleologo da 30-35 anni che Sì. mi infilo sottoterra quando posso. È più forte di te quando hai un momento di 5 minuti via sottoterra. Magari- E avete questo progetto sul speleo, no? Sì, noi da ormai più di 10 anni Diversamente accompagniamo, speleo si chiama, si intitola, no? accompagniamo in grotta i ragazzi disabili un po' in tutta Italia. Aveva cominciato uno speleologo di Forlì, Matteo Turci, che ha incominciato a portare in grotta due gemelli, Giulio e Giotto. Entrambi avevano diverse patologie, problemi, e questo si è inventato di prenderli con il suo gruppo di speleologi e ha incominciato con 2 barelle recuperate, quelle che si fa il soccorso speleologico, li ha presi e l'ha portati in grotta. Cioè, in barella, Con la barella trascinati in posti stretti. Lui faceva cose incredibili. Infatti uno dei motti nostri è l'impossibile diventa possibile. Quando Teo Turci ha portato Giulio Giotto, io avevo un altro amico che stava in carrozzella che mi dice: guarda questi che fanno. Dico: guarda, proviamo a farlo anche noi, tanto
contemporaneamente mi contattano anche questi amici di Forlì e partiamo insieme ad altri speleologi del Lazio e insieme ad Alejandra Meda, che è una speleologa di Pescara, e decidiamo di provare a portare questi ragazzi. Prima troviamo una grotta a Bellegra, credo che era il 2012. E a Bellegra facemmo questo primo grande incontro, eravamo una ventina, poi andammo a mangiare al ristorante e accompagnammo questi amici speleologi che erano di Chieti, mi sembra di Chieti. Era un'associazione che stava in contatto con altri speleologi e accompagnammo questi. Fu una cosa bellissima perché per noi in grotta siamo comunque disabili, tutti quanti. In grotta non abbiamo la luce, quindi la grotta non è fatta per me. In grotta si va con la corda, mi servono degli ausili. Dopo possiamo pensare alla carrozzina che è un ausilio per disabile, per me è la corda. In grotta si va insieme perché uno sa fare una cosa, l'altro viene aiutato da quelli più esperti ad andare. È stata quindi una cosa naturale portare delle persone che non potevano camminare per arrivarci e li abbiamo aiutati noi. Poi portammo questa nostra esperienza ad un raduno nazionale di speleologia, forse era in Gargano, e facemmo vedere quello che riuscivamo a fare. Così nel corso degli anni abbiamo incominciato a fare diversamente spele un po' dappertutto. Adesso vediamo le immagini, questa che sta scorrendo adesso è la Sicilia. Questa era Alejandra Meda, questa col caschetto bianco, ma quello in mezzo è Fabio che sta sulla carrozzina, questa in carrozzina. In mezzo a tante esperienze abbiamo anche tanti amici da ricordare, perché già stiamo parlando di storia quando parli dei 12 anni di questa attività. L'ultima a cui ho partecipato è stata in Veneto al Buso della Rana l'anno scorso. Ogni associazione si può organizzare in maniera un po' diversa, no? C'è chi ha cercato appoggi, non lo so, il Lazio si è mosso anche con i disabili visivi, in Puglia sono state provate delle collaborazioni anche a livello medico, terapeutico. Noi lo facciamo per divertirci sostanzialmente. E la grotta fa solo da sfondo e da contorno, perché poi le esperienze più belle sono quelle umane. Io conosco questi ragazzi delle foto, li conosco benissimo, ci abbiamo fatto diverse grotte insieme, si sono stabiliti dei legami forti. Io fortunatamente non ho disabili in casa, quindi per me era un mondo molto lontano quello della disabilità, non c'avevo di solito le famiglie dei disabili si ritrovano sempre tra di loro perché comunque frequentano queste associazioni e invece nella speleologia questa era una foto di Frasassi, poi abbiamo raggiunto numeri incredibili, 300 persone in grotta, perché per portare un ragazzo disabile con la carrozzina o con la giolette o con la barella servono comunque 6, 7, 8 persone. Quindi accompagnare un gruppo di 20 ragazzi disabili che poi alla fine impegnativo, ma con la sicurezza, per problemi della pericolosità, diciamo, di portare i disabili. Allora, diciamo che tutte le grotte ovviamente non sono accessibili ai disabili. Noi adesso cerchiamo grotte facili, spesso grotte turistiche, ma anche grotte turistiche hanno il problema delle passerelle che non sono poi agibili con una normale carrozzina. Ci stanno le scalette, ci sono i gradini, ci sono altre barriere che noi, grazie ad ausili che ci vengono dati, qui vediamo la barella,
le barelle le abbiamo comprate con le collette del Mondo Speleo, ma ci avvaliamo anche della Jolette, che è una specie di carriola con sopra montato un seggiolino. Le Jolette ce le ha fornite 2 Jolette, ce le presta il Parco Nazionale d'Abruzzo, una Jolette ce la presta il Comune di Narni, un'altra Jolette ce la presta l'Associazione Zafca di Terni. E la sicurezza qui, per esempio, è garantita. Oltre da quelli che portano questo ragazzo, c'è uno dietro che fa sicura con la corda. Questa qui vediamo la Jolette, è questo dispositivo che consente anche di andare in montagna, perché poi comunque oltre ad andare in grotta l'utilizziamo anche per portare i ragazzi disabili in montagna. Quindi la sicurezza poi vabbè, c'è l'assicurazione, certo che ci prendiamo una bella responsabilità a portare questi ragazzi in grotta, perché all'inizio c'è stato molta paura, molto scetticismo, ma che vogliono questi? E l'impressione loro del primo impatto di scendere in grotta? L'impressione loro è la stessa che proviamo noi. Allora c'è qualcuno che non vuole entrare, ma giustamente, perché la grotta incute timore, cioè come a me, come a tutti. Quindi chi non vuole entrare non entra. Abbiamo disabili di tutti i tipi, da quelli che non possono semplicemente camminare a disabili che hanno problemi mentali anche grossi. Quindi si cerca di mettere a proprio agio tutti questi ragazzi. Alla fine quando si esce, chi esce ha conquistato una cosa che in pochi riescono a fare, cioè sono in pochi che vengono con me sottoterra. Pensiamo che ci riesce una persona che ha molti altri problemi, riuscire ad andare sottoterra a fare un'esperienza del genere per loro è una grandissima conquista. Infatti alla fine li premiamo con la medaglia, col diploma, diventa veramente una cosa. Cerchiamo di stare generalmente una giornata intera con loro, poi si fa festa, si sta dall'inizio alla fine con la stessa persona per conoscerci. E scusi, sono coinvolte anche le famiglie? Certo, perché oltre agli speleologi e ai ragazzi disabili viene tutti quelli che fanno parte delle loro associazioni, quindi arrivano sti pullman. Ormai abbiamo 2 o 3 associazioni che vengono, perlomeno in Italia centrale abbiamo 2 o 3 associazioni che vengono, e l'uscita è aperta ovviamente anche ai familiari, anche perché il familiare spesso è una sicurezza per chi viene in grotta. Questa ragazza qui, questa signora è una non vedente. Abbiamo fatto esperienze anche con non vedenti le prime volte proprio a livello amatoriale, così cercando un po' di arrabattarci. Poi per esempio nel Lazio gli speleologi del Lazio ci hanno fatto proprio dei corsi, ne abbiamo fatti 2 o 3 credo, dove noi abbiamo partecipato come allievi e c'era un non vedente che ci ha spiegato come si fa a accompagnare un non vedente. E è stato fantastico perché lui si è messo a disposizione nostra, dice siete tanto bravi però così non va bene, ve lo insegno io. E noi ci siamo messi là e abbiamo fatto questa esperienza con questo ragazzo, ma poi sono state fatte diverse esperienze ovunque, anche in Toscana con non vedenti, in Lombardia, in Sicilia, in Puglia tantissime volte. Ormai si parte e si dice vabbè, c'è Diversamente Speleo, dove si fa quest'anno? Perché poi non è facile organizzare tutto questo movimento di gente. Quest'anno stiamo cercando di organizzarne 2, forse 3, forse un Frasassi a maggio se ce la facciamo. Dovremmo andare ai Cunicoli di Claudio in Abruzzo, forse a giugno, non so se ce la facciamo. Ci stiamo muovendo per settembre per le grotte di Pietrasecca, che sta al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Comunque cerchiamo sempre di variare, perché persone che sono venute con noi più volte gli diamo la possibilità di vedere
altre grotte. Questa qua è una delle ultime, questa forse dovrebbe essere, è difficile da qui cercare di ricordare chi eravamo, però vedete che ci stanno delle persone in Forse piedi dentro la barella. Falbaterra. Sì, sì, Falbaterra, Grotta di Falbaterra, eravamo già numeri abbastanza importanti e poi vengono accompagnati un po' come riusciamo ad accompagnarli. Chi si muove riesce, cioè lo facciamo muovere, perché un problema di chi non deambula è proprio quello di sentirsi trasportato per forza. No, invece questa ragazza qui che vediamo ci è andata con le proprie forze. È molto diverso essere portato come un sacco, come un Barella. pacco, oppure riuscire con le proprie forze a fare un'esperienza unica. È molto, molto toccante per noi, un'esperienza molto bella per noi, molto più bella per noi che per loro. E poi si dà le possibilità alla famiglia di vivere un'esperienza diversa. C'è una mamma di un ragazzo che ci ha detto: a me piace questa cosa perché al ragazzo tutto quello che gli fanno fare deve essere terapeutico, deve essere un'attività che poi gli deve imparare, deve essere seguito. Qui invece no, dice: il mio ragazzo che non può camminare non andrà in bicicletta, quindi non ci avrà nemmeno la paura di cadere dalla bicicletta. Dove sta il divertimento, il gusto, l'adrenalina? Noi un po' gli riusciamo a dare anche questa cosa qua, che non per forza bisogna farlo a scopo terapeutico, proprio per divertirci lo facciamo. E questa qui è un'altra cosa bellissima. Ma sostanzialmente una persona che ha delle difficoltà e che vuole fare questa esperienza si iscrive all'associazione, vi contatta. Come avviene l'approccio per partecipare a queste iniziative? Diciamo che la maggior parte delle persone non si fida di quello che facciamo, quindi quelli che portiamo sono persone che li conosciamo già molto bene adesso, prima di portarli. C'è qualcuno che ci ha contattato, è venuto perché poi ha saputo di questa attività, lo siamo andati a prendere alla stazione, l'abbiamo portato alla grotta, l'abbiamo accompagnato giù in macchina, ma la maggior parte delle persone che accompagniamo sono persone che ci conoscono prima, come io portavo Carlo Catalano, che purtroppo 2 anni fa è mancato. Carlo per me era un amico e io lo portavo in grotta. Lui era alpinista, era alpinista speleologo, c'ha avuto un incidente in montagna, è rimasto in carrozzina paralizzato mezzo. Io ho portato lui e altri ragazzi hanno portato amici, quindi ci muoviamo con persone che conosciamo. Se qualcuno vuole venire, certo non gli diciamo di no, perché siamo aperti a tutto, ma poi dobbiamo anche ragionare con i numeri. Portare non è solo l'accompagnamento in grotta, cioè per quanto sia una grotta che è facile, che deve essere adatta per accompagnare persone, deve essere vicina, quindi non posso nemmeno organizzare dei viaggi pazzeschi dove le persone poi stanno più male di quello che gli possiamo fare male dentro la grotta. Deve essere una grotta vicina, quindi non sempre è possibile accontentare tutti. C'è una ragazza romina che è di cattolica, che viene con noi e c'ha la SLA, credo. E Romina gli si evita il viaggio, cerchiamo di fare diversamente speleo in Emilia Romagna. Poi lei non vuole scendere dalla sua carrozzina, quindi Romina è una delle più toste ragazze che accompagniamo in grotta, anzi se prima o poi mi sentirà la saluto volentieri. E è lei che ci ha spinto poi a fare di più, perché dice: non potete fare solo una manifestazione una volta all'anno, voi dovreste cercarlo di farlo sempre in più posti. Quindi è stato fatto in Liguria, in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna tantissime volte, nel Lazio, proprio con quest'idea di cercare di arrivare a più persone che volevano venire con noi. E le esperienze sono sempre
diverse ma sempre le stesse. Il bello è il rapporto che io ho con queste persone, con tantissime so amici come amici di Grotta. Già la Grotta è un'esperienza notevole che unisce, perché si fa insieme. Farla con un ragazzo di questi è veramente bello. A Vicenza c'avevo Carmelo, che me lo so cullato per tutto il giorno. L'abbiamo preso, lui cammina, era un ragazzo autistico, cammina, l'abbiamo preso uno da una parte e uno dall'altro sotto braccio e ci siamo fatti il buso della rana con i piedi dentro l'acqua gelata, con i suoi problemi, perché poi progredire su un ambiente buio ti mette alla prova, e per loro è una esperienza che li fa sicuramente crescere. Devo dire, insomma, posso ringraziarvi per quello che fate, insomma, e che deve essere appunto anche per loro stessi questa che forse non si sentono neanche poi più tanto diversi, no? Uscendo, entrando sotto. Io l'altra sera ho visto Sanremo, un momento di umanità incredibile quando è arrivata quella compagnia teatrale dei ragazzi disabili. Mi sembrava proprio star rivivendo un momento nostro, perché loro fanno cose che sembrano difficili, sembrano alla portata di pochi, invece gli dà la possibilità di vivere un momento loro, dove loro sono protagonisti, e questo è bellissimo. Bene, Andrea, grazie mille per il tuo racconto e per quello che Grazie. fate, e ci Ecco sentiremo qua, ancora una siamo volta, sei già tornati, stato. non so, ho sentito all'ultima parte Rossella che andava a scatti, non vorrei che fosse stato così tutto, però non ho avuto nessuna segnalazione da chi ci ascoltava. Gecko non c'è scritto. No, esatto. Vabbè, insomma, casomai dopo lo rifacceremo, lo rimetteremo in maniera più pulita. Vabbè, allora io direi di passare anche al nostro terzo ospite, visto l'orario, Sì. che è il sindaco di Mira, che l'avevamo chiamato perché aveva inaugurato una terza o seconda casetta d'acqua a Borbiago, mi pare, no? Su una frazione del comune di Mira. E quindi ci pareva interessante così sentirlo, e sentiamoci un po' cosa ci ha raccontato. Quindi sentiamo Eccoci Marco qua Dori. nuovamente, Rossella, ma da Salzano non è che ci impieghiamo tantissimo con la nostra mongolfiera ad arrivare al prossimo ospite, ci alziamo e ci abbassiamo subito, perché siamo arrivati a Mira, l'olandesina. Una volta c'era lo slogan pubblicitario. Perché siamo arrivati a Mira, Rossella? Perché abbiamo il piacere di avere con noi il sindaco di Mira, che è stato molto disponibile, che è Marco Dori, e noi gli abbiamo chiesto di intervenire sulle casette per l'acqua. Buonasera sindaco. Benvenuto. Buonasera. Benvenuta nella nostra mongolfiera. Grazie per il passaggio. Allora, le casette sono uno dei nostri pallini, ma qui non è che abbiamo tanto ascolto. Allora, intanto, sindaco, invece abbiamo visto che a Mira, insomma, sono anche diverse e ne state anche aggiungendo. Puoi intanto spiegare a chi non le conosce cosa sono le casette per l'acqua? Sì, allora, oggi, in questo momento in cui ne stiamo parlando, si è aperta anche la nona casetta dell'acqua, quindi nono punto di distribuzione dell'acqua, cosiddetta acqua del sindaco. Per chi non lo conoscesse, è un distributore di acqua sia naturale che frizzante. Chi vuole va con la bottiglia possibilmente riciclata o di vetro, si fa la sua cassettina dell'acqua e se la porta a casa e se la beve. I costi sono contenuti, l'acqua è certificata pulita, microfiltrata. Da noi onestamente sta avendo da anni un grosso riscontro, perché
prima era una, poi sono diventate 2, poi sono diventate 4 e adesso sono 9. Beh, insomma, 9 forse avete il record di casettine per quanto riguarda un comune. Allora, il comune di Mira è anche un comune molto vasto perché siamo circa 38.000 abitanti, 7 frazioni, quindi la logica dell'amministrazione è stata quella di, dopo averle inserite nei 2 centri più grandi che sono Mira e Oriago, dove quindi la logica dell'amministrazione è stata quella di, dopo averle inserite nei 2 centri più grandi che sono Mira e Oriago, dove ognuno di questi ha 2 casette, coprire l'intero territorio, e devo dire che abbiamo fatto una manifestazione di interesse e sono arrivate diverse richieste e le stime, insomma, che il distributore ci ha dato sono anche interessanti, perché ogni casetta ogni giorno eroga circa 150-190 litri. Se pensate che ogni litro vuol dire anche mediamente una bottiglia d'acqua, spesso in plastica, noi che siamo anche un comune certificato plastic free, è sicuramente un sintomo che almeno i nostri cittadini sono sensibili a questo tipo di servizio. Beh, certo, ma come funziona la cosa? Cioè, la casetta è gestita dal comune oppure è gestita dal gestore dell'acqua? O da terzi ancora? Come funziona? Esatto. Noi abbiamo fatto un bando pubblico, una manifestazione di interesse, cercando un partner che è stato trovato sul libero mercato. Ce ne sono tanti, onestamente, di aziende che si occupano di questo tipo di servizio, e da noi, insomma, con grande serenità, diciamo che abbiamo ottenuto questo tipo di investimento. E la cosa che secondo me va anche segnalata è questa. Allora, le casette fino a qualche mese fa potevano essere utilizzate sia con le monetine che con le tessere magnetiche, che sono le tessere ricaricabili. Purtroppo quest'estate c'è stata una vera e propria ondata di furti e microfurti e vandalismi relativi a queste casette, dove i ladri hanno cercato quei pochi spicci che c'erano, e quindi hanno dovuto fare questo tipo di intervento sostitutivo, ovvero dove c'era la gettoniera hanno messo la tessera magnetica. Quindi oggi queste casette possono essere utilizzate solo con tessera ricaricabile. C'è una rete di negozi che ha aderito, noi come amministrazione stiamo chiedendo anche che venga implementata, perché uno dei punti di forza è che queste casette sono nelle frazioni, quindi è anche giusto che chi abita in una frazione non debba fare chissà quanti chilometri, perché si andrebbe anche un po' contro il concetto ambientale delle casette. Certo. E volevo chiederle, deve avere un guadagno la casetta, oppure va anche in perdita per la gestione? Com'è la cosa? Questo è sicuramente un aspetto che il gestore privato ha verificato prima di fare l'investimento. Indubbiamente c'è un investimento dietro, ma come ogni investimento c'è un business plan. Quindi chi ha fatto questa proposta e chi ha fatto la propria manifestazione di interesse si sarà sicuramente fatto un piano aziendale, ma ribadisco, non è 9 casette, non sono capitate tutte in una volta. C'è stato un processo, una falta di crescita. Credo che anche questo abbia contribuito a far sì che ci fosse un interesse da parte del privato, perché altrimenti poteva essere un azzardo. Però da una sono diventate 2, da 2 sono diventate 4, da 4 sono diventate 9. Io vedo una crescita, no? Ponderata, esponenziale, ma comunque una crescita vuol dire che in questi anni hanno reso. Certo. Ma quindi il comune non mette risorse, quindi? Noi mettiamo il terreno. E basta.
e basta. È molto interessante questo, perché una delle obiezioni che vengono fatte è che è una perdita, che il comune non ha soldi da spendere o buttare, insomma, a seconda di come si vuole dire queste cose. Un'altra obiezione è, ma insomma non servono a niente, perché invece si potrebbero mettere le macchinette per riciclare le bottiglie, quelle che danno qualche centesimo per ogni bottiglia, e non era meglio mettere quelle? Faccio un po' l'avvocato del diavolo, Ma io credo che tutto quello che faccia bene all'ambiente va sperimentato quantomeno. In passato anche noi facemmo sempre una manifestazione di interesse per questi mini compattatori, chiamiamoli così, ma invece in quel caso nessuno rispose. Io credo anche, ma non sono un esperto, ma lo dico così per possiamo dire, per una mia ipotesi di lavoro, il mercato della plastica è andato un po' impoverendosi, quindi presumo che essendo comunque un investimento che deve fare un privato ci sia meno marginalità, ecco, mi viene a dire questo. Aggiungo poi che il nostro comune è un cosiddetto comune riciclone, quindi molta attenzione al corretto differenziata la facciamo, quindi può essere che non ci sia tutta questa necessità. I nostri cittadini anche, diciamo, il premio l'abbiamo avuto qualche settimana fa, continuano ad avere una quota di 85% di differenziata. Bene. Comune di 40.000 abitanti. Complimenti. Complimenti ai cittadini che ogni anno tengono alta questa asticella, nonostante non sia facile. Sì, no, certo. Però insomma i cittadini vengono anche un po' indirizzati dall'amministrazione, insomma c'è anche il lavoro, no, suppongo, da parte dell'amministrazione di informazione, di informative, insomma, Allora, quando è iniziata la raccolta porta a porta, non ero io il sindaco, c'era un'altra amministrazione, ormai parliamo di più di quasi 10-12 anni fa, e sicuramente ci sono state delle come posso dire, delle resistenze, ma adesso a distanza di anni devo dire che la cosa che si nota di più è l'attenzione dei cittadini verso chi abbandona i rifiuti. Quindi è diventata anche un aspetto culturale quello di far bene la raccolta differenziata e di osteggiare chi invece la fa male o chi addirittura abbandona i rifiuti. L'hanno fatta loro, questa secondo me è la cosa più importante. Certo. Va bene, niente, grazie sindaco. Potremmo chiudere con acqua in bocca, non lo diciamo a nessuno, ma invece lo pubblicizziamo. No, lo diciamo a tutti invece. Lo diremo a tutti di questa... Scusa, un'ultima domanda io avrei. I supermercati non sono molto arrabbiati che gli viene portata via una fetta di profitto comunque? Sono ancora vivo. Quindi non è così tragica neanche per loro, forse. E va bene, io ho esposto un po' le obiezioni che vengono fatte, che sono state fatte, insomma, qui da noi quando abbiamo provato a proporre questa soluzione e quindi vabbè, grazie per le risposte, molto incoraggianti. Sindaco, grazie mille. Io ho visto anche dal sito che state avviando la raccolta per le candidature per le comunità energetiche. Magari ne parleremo prossimamente, la disturberemo per questo ancora, va bene? A disposizione. Perfetto, grazie mille, buon lavoro, grazie. Ciao a tutti. Ecco qui, abbiamo sentito anche il sindaco di Mira che ci ha raccontato delle casette d'acqua e direi di passare adesso al brano musicale, poi avremo anche l'ospite collegato al brano musicale e poi ci sentiremo più avanti. Andiamo con Mariolino Barberis, Salve Venezia. L'acqua avanza,
e il mar vuole inghiottire Venezia. Salve, salve Venezia, con le sue gondole e le socale. Salve, salve Venezia, le sue bellezze e i suoi campieli. E che i murassi non crolla, San Marco noi pregheremo, Venezia potrà resistere se noi l'aiuteremo. Salve, salve Venezia, la sua laguna e i suoi tesori e il nostro cuore. Se tutto, tutto per te. Salve Venezia. E che i murassi non crolla, San Marco noi pregheremo, Venezia potrà resistere se noi l'aiuteremo. Salve, salve Venezia, la sua laguna e i suoi tesori e il nostro cor. Venezia, se tutto, tutto per te. Salve, salve Venezia, con le sue gondole e le sue cale. Salve, salve Venezia, la 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 la, la la la. Salve, salve Venezia, Mariolino Barberi, che con questo brano aveva vinto il Festival della canzone veneta nel 64 a Sandrigo. Noi mettiamo tutte musiche un po' particolari. E col nostro ospite Salve Venezia, a questo punto il Salve Venezia, ma anche il Teatro La Fenice. Abbiamo Marco Trentin, violoncellista al Teatro La Fenice. Ciao Marco. Ciao, ciao, grazie per avermi invitato, è un piacere. Benvenuto a bordo. Siamo molto contenti di poter parlare della Fenice, che è un teatro che amiamo e del quale andiamo anche molto orgogliosi, ovviamente. Il teatro è di tutti, il teatro non è solo nostro, il teatro è vostro, il teatro è di chi viene a teatro, non esiste il teatro senza pubblico, il teatro è vostro, siamo tutti una grande famiglia, insomma. Insomma, allora il problema, penso che ormai lo conoscono tutti, è di questa nuova direttrice d'orchestra. Al maschile, prego, vuole essere chiamata al Vabbè, maschile. ma io la chiamo al femminile. La nuova direttrice d'orchestra Venezzi, che anche il cognome ci potrebbe stare, però ha poca esperienza. Dici tu, Marco, la situazione e come mai è successo questo? Ma guarda, è successo questo perché allora il nome della Venezia è un nome che gira come un condor sopra la preda da parecchio tempo a questa parte. Con il precedente sovrintendente Ortombina aveva sempre cercato e è sempre riuscito in qualche modo a evitare certe intromissioni politiche e certe, come dire, imposizioni politiche, e questo gli va riconosciuto. Con l'arrivo di Colabianchi, il nuovo sovrintendente,
le voci su questa nomina della signora, io la chiamo signora per non sbagliare, no? Maestro non è giusto, maestro, maestra non gli piace, quindi io la chiamo signora, che così vado sul sicuro. E con l'arrivo del nuovo sovrintendente il nome della signora Venezzi è diventato di uso comune, quindi a circa metà settembre abbiamo chiesto un incontro per capire di cosa stavamo parlando e il sovrintendente ci rassicurò dicendoci non vi preoccupate, è un percorso lungo, ho altri nomi sul tavolo da valutare e comunque farò, prima di prendere una decisione, farò un passaggio con i lavoratori, con l'orchestra e col coro, insomma, con le masse artistiche che sono più coinvolte. Questo è il mercoledì. Il lunedì siamo ritrovati sui social, perché l'abbiamo saputo dai social, il comunicato stampa della Fenice che nominava sostanzialmente di fatto la Venezia come direttore principale. Poi c'è stato un percorso, riunioni, il sindaco si è messo di mezzo creando più confusione che altro e niente, sostanzialmente noi riteniamo che non solo il metodo, che ovviamente ha tradito quanto le aspettative e quanto il sovrintendente aveva promesso. Un ruolo del genere è sempre stato in passato condiviso, perché è un ruolo talmente importante che deve essere, non può essere calato dall'alto, deve essere al termine di un percorso di conoscenza e di valutazione. Esattamente come è successo in passato, i direttori... Come succede anche su tutti gli altri teatri, no? Allora, succede in tutti gli altri teatri, addirittura all'estero l'orchestra ha un diritto di voto istituzionalmente riconosciuto sulla scelta di un direttore, perché sai, un direttore musicale nella fattispecie è un ruolo molto importante non solo perché dirige ma anche perché mette mano in maniera importante su tutta la programmazione del teatro. Quindi, ma limitatamente al suo ruolo di direttore, non puoi tu avere sul podio un direttore che non hai mai visto, non hai mai conosciuto, non sai quali sono le sue doti umane, artistiche e non sai neanche e non hai mai avuto la possibilità di verificarne l'affinità, perché ricordo che grandi orchestre con grandi che hanno rifiutato grandi direttori perché non c'erano delle affinità umane e condivisibili, perché è un rapporto anche umano e che in questo caso, dopo tutto quello che è successo, è assolutamente andato a finire sotto i tacchi. E questo per quel che riguarda il metodo. Per quel che riguarda il merito, siamo di fronte a una figura che per carità noi rispettiamo perché fa il suo lavoro e che è giusto che faccia il suo lavoro, però non ha assolutamente nel curriculum. Qualcuno dice no, ma è giovane, ha 35 anni, un musicista non è giovane e neanche un direttore d'orchestra è giovane. A 35 anni andate a vedere i curricula dei grandi direttori del passato, a 35 anni avevano già, come dire, collaborato con le più grandi istituzioni musicali europee e mondiali. La signora non ha fatto ancora questo percorso, adesso non mi voglio sbilanciare del perché non ha fatto questo percorso, però evidentemente c'è qualcosa che non torna. Noi abbiamo negli ultimi al Teatro La Fenice sono passati i più grandi direttori del mondo. Negli ultimi 10-15 anni abbiamo collaborato col maestro Chung, che immagino conoscete, che è ancora uno dei più grandi direttori del mondo, tant'è che adesso è stato nominato direttore musicale alla Scala. E quello è il livello che noi chiediamo, abbiamo sempre chiesto e preteso, perché il Teatro La Fenice... il teatro merita. La Fenice non è una nave scuola e ancor meno non è un teatro dove parcheggiare gli amici degli amici perché politicamente appoggiati. Non è una nave scuola, abbiamo necessità per rispetto dei lavoratori, del teatro,
del pubblico e del mondo intero. Noi abbiamo sempre richiesto di mantenere un livello del maestro Chug piuttosto di altri maestri, grandi maestri. E questo è il nocciolo della questione, no? Dopodiché, vabbè, la parte avversa si è scatenata in bagarre, in cacciara politica, perché non avendo argomenti sul merito da poter mettere sul piatto, ci hanno dato dei sessisti, dei comodi comunisti, però sul merito non sono in grado di controbattere. Ecco, questa è la nostra battaglia che stiamo portando avanti e che porteremo ancora avanti finché non troviamo una Devo dire che mai come adesso siete proprio uniti tutti quanti, perché io immagino che nell'orchestra ci siano maestri sia di destra che di sinistra che la pensano sia di qua che di là, però in questo caso siete tutti quanti uniti perché non c'entra niente, no, la destra e la sinistra su questo discorso. Voglio dire, il grandissimo direttore d'orchestra Herbert von Karajan sicuramente non aveva idee di destra e di sinistra, no? Era, diciamo, spiccatamente, no, voglio dire, verso un'altra area, ma nessuno ha mai messo in discussione le sue capacità e qualità. Siamo tutti uniti come teatro in tutta Italia, perché ieri sono arrivati da tutta Italia a sostenerci, ancora prima ci hanno sostenuto mandandoci messaggi e documenti di appoggio e di sostegno, ma soprattutto il pubblico. Ragazzi, il pubblico, io ripeto quello che ho detto all'inizio, in 35 anni non ho mai visto una simbiosi così totale tra pubblico e lavoratori, perché sai, quando fai casino, fai sciopero, c'è sempre qualcuno che storce il naso, perché li fai saltare lo spettacolo, perché crea un disagio. Ragazzi, ma non solo ieri, prima che il sovrintendente ci impedisse di leggere il comunicato in sala, perché poi è successo anche questo. E la gente, dopo aver sentito il nostro comunicato, lanciava i volantini dalla piccionaia in platea. Una cosa del genere, ripeto, non si vede così facilmente, anzi non si vede mai, perché il pubblico ha capito, siamo tutti sulla stessa barca e condividiamo questa battaglia. Ascolta, ma adesso come sta andando? Cioè, perché ci sono spettacoli, ci sono concerti, lei è lì, sta nel suo ruolo, l'orchestra cosa fa? Lei non è ancora arrivata e stando alle dichiarazioni del sovrintendente e del presidente, il sindaco Brugnaro, dovrebbe arrivare l'ottobre prossimo. Lei non c'è. E adesso noi continuiamo con la programmazione, però ad ogni spettacolo sono previste manifestazioni di sensibilizzazione, volantinaggio e altre cose. Speravamo di poter leggere sempre i comunicati al pubblico, ma il sovrintendente ci ha tappato la bocca, tant'è che ultimamente nel corso prima degli ultimi concerti ci siamo presentati nel corso quando entrava il pubblico col bavaglio alla bocca per sensibilizzare sta roba qua. È un periodo storico, devo dire, pesante perché insomma ci rendiamo conto che, ripeto, allora la politica ci ha sempre messo mano su queste robe, però insomma in qualche modo si è sempre riuscita a salvaguardare l'indipendenza della cultura, perché questo deve essere, ma soprattutto un livello. In questo caso, ragazzi, stiamo veramente vivendo un oscurantismo molto preoccupante. Sì, non sono belle queste cose che ci dici, sono preoccupanti perché sì. Sono preoccupanti, sì, molto preoccupanti, perché da chi sta amministrando la cultura in generale, non è che non ci limitiamo solo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ma
si vuole, come dire, si sta cercando, una parte politica sta cercando evidentemente di, come dire, di... Sì, sembra quasi che voglia avere una rivincita, no? Siamo sempre stati Sì, nascosti e adesso siamo noi, decidiamo noi, Perché gli no? intellettuali sono tutti di sinistra, adesso occupiamo noi gli Mm. spazi. Sì, sì, ma Ma queste sono le dichiarazioni che quotidianamente leggiamo sui giornali. Perché la sinistra ha sempre fatto così, adesso tocca a noi. Mm. Ok, tocca a voi, ma non è colpa nostra, la sinistra si vede che... ma fatelo bene almeno, cioè voglio dire, Esatto. questa, come dire, vendetta che poi si riflette su tutto il mondo, su tutta l'attività politica, c'è questo tentativo di vendicarsi nei confronti della sinistra che che secondo la loro versione li abbiamo sempre esclusi, adesso tocca a noi, facciamo quello che ci pare. Ho capito? Va bene, siete al governo, però non potete, fate le cose per bene, non potete mettere i cialtroni a destra. No, anche perché, non lo so, la Fenice, se mettiamo i teatri più importanti del mondo, non sto dicendo dell'Italia o dell'Europa, del mondo, su 10 ci sta dentro anche la Fenice, Ma forse... cioè, guardate che la Felice ha un brand e ha una la gente noi siamo riusciti negli anni, e devo riconoscere il merito a chi ha gestito la Fenice nel corso degli ultimi anni, da dopo l'incendio in poi, siamo riusciti a portare noi abbiamo il teatro sempre esaurito. Perché? Perché la gente viene a vedere il teatro, vede la Fenice, perché la Fenice certo. è stata rappresentata la prima recita di Traviata, insomma c'è un mondo, poi perché Venezia, insomma Venezia, la Fenice è Una celebrata, simbiosi. è riconosciuta in tutto il mondo. Non possiamo, e quindi abbiamo un obbligo, non possiamo adesso farci ridere dietro, perché è quello che sta succedendo. Esatto, a questo volevo arrivare. Noi nell'ambiente vediamo, c'è questa storia qua, sta facendo il giro del mondo, ne ha parlato il New York Times, Certo, le certo. più importanti d'Europa ne stanno parlando, stiamo facendo la figura dei terracottari per questioni politiche. E questo Per è dirla proprio, sì, papale, come si dice. esatto. Vabbè, speriamo che si risolva, perché poi credo che a nessuno faccia piacere lavorare in un ambiente in cui non si è benvenuti, no? Specialmente un direttore d'orchestra che avrebbe il compito di portare con sé tutta l'orchestra in qualche modo, quindi... Ma infatti questo, perché poi tirata la riga, al di là delle posizioni nostre piuttosto che della controparte, alla fine, se mai questa signora dovesse venire in teatro, come fai a salire sul podio Esatto. con una situazione del genere, con un'orchestra che si gira dall'altra parte quando alzi la bacchetta e con un pubblico che è pronto lì a fischiarti, a buare? Come fai a lavorare? Un po' di dignità, bisognerebbe che lei facesse un passo indietro, perché insomma, voglio dire, anche per lei, devo dire, per No, lei, esatto, certo. soprattutto per lei, perché sì, però evidentemente ci sono dei condizionamenti che insomma vanno al di là. Allora incrociamo le dita per la Fenice, per il futuro, per l'orgoglio, per il prestigio di questa istituzione che insomma... Ma non solo per il prestigio dell'istituzione, ma ribadisco, l'ho detto in tutte le sedi, in tutte le salse, il teatro siamo tutti noi, siete voi che venite a teatro, cioè è un patrimonio di tutti, non possiamo gettare alle ortiche anni e anni di lavoro per raggiungere quello che dicevo prima, una fama internazionale nel mondo, solamente per questioni per interessi di Il potere di bassa lega. Siamo tutti noi il teatro, se non c'è il pubblico non c'è il teatro, se non c'è l'orchestra non c'è il pubblico, quindi siamo una comunità dove ognuno fa la sua parte. Quindi. E in questi giorni abbiamo avuto la dimostrazione che insomma, siamo tutti insieme dalla stessa parte.
Va bene, Va Marco, bene. grazie mille per il collegamento. E adesso, Ciao. adesso scarichiamo dalla mongolfiera tu e il tuo violoncello e scarichiamo anche l'arpa di Alessandra perché il peso non ci fa volare. E in bocca al lupo a tutti noi. Grazie a voi, grazie per averci dato questo spazio. Grazie a te. Ciao ciao. Grazie. Senza skei, niente chassi. Ciao Alessandra. Ciao. Chi non gala la borsa grossa, troppi chassi non può far. Chi non gala la borsa grossa, troppi chassi non può far. Mica so piuttosto in drio, come mai posso tassare? Metterò cosente bassa, così botta nuova roba. Che voi secchini, no pochettini, quando di tutto se vuoi gustare. Allegramente, zoga la gente, sandero un stagno me vuoi provare. Chi non ha la borsa grossa, troppi chassi non può far. Se ne andremo in compagnia a mare da qualche dì. Se vuoi far le serenate, vuoi saper cosa che vuoi. La sapurmi non me perdo di coraggio, non compia. Chi la misura so che la dura, sinché mi insegno la sticarò. Voglio far fatti che mai ducati, no che sia un conto con che so mi. Chi lo la borsa grossa, troppi chassi non può far. Mica so piuttosto in brio, come mai posso già sa che se va in spesa senza contesa risponde Beppo starghe no poi. Vuoi torni a spasso e far del ciasso con pochi versi tutto lì sta. La borsa grossa, troppi chassi non può far. Chi non ha la borsa grossa, troppi chassi non può far. Eccoci qua, siamo tornati. Abbiamo ascoltato Marco Trentin, violoncellista della Fenice. Abbiamo ascoltato i due brani musicali cantati da Lina Chiusso. E beh, siamo alla fine, Rossella. Sì, chiudiamo con un vocale che abbiamo trovato abbastanza drammatico, perché basta ascoltare il tono di voce, insomma, del nostro amico Sami Abuomar Che da è, Han Yunis sì, è un messaggio di oggi, di questo di pomeriggio, oggi. quindi non è un messaggio, diciamo, delle puntate precedenti, ma questo è proprio fresco fresco di oggi e ascoltiamocelo. Qui sta piovendo fortissimo, la situazione è molto grave, soprattutto per tutti noi come la gente che stiamo nelle tende dove stanno volando e ci stiamo negando, sta tutto lì, sta zombando nell'acqua. Situazione molto grave, anche passato il Natale, passa anche il Capodanno, passano tutto e noi siamo da questo è il terzo anno, non si sta cambiando niente, situazione molto grave, ci mancano tutte le tende praticamente, mancano altri case mobili, tutto quanto perché la situazione è molto grave, mancano coperte e i bambini stanno malissimo soprattutto perché soffrono il freddo, situazione molto gravissima, speriamo che le cose all'inizio di quest'anno che si miglioreranno perché ci sembra una speranza del popolo palestinese, abbiamo molta resilienza. Sono state praticamente morti fino ad oggi per le cause del freddo più di 15 persone, da loro ci sono 7 bambini, situazione al collasso con questo mal di tempo
e non ci basta la fame, basta anche tutti praticamente i problemi che abbiamo subito per 2 anni. Ora ci viene anche il freddo, la pioggia, un altro nemico. Un altro nemico, il freddo e la pioggia. Speriamo, cioè non abbiamo più parole per dire. No, non abbiamo più parole, anche perché l'ultima novità che ho sentito prima è che dal 1° gennaio Israele impedirà, non solo non fanno entrare le tende nuove che sono al confine, le roulotte, eccetera, ma vieterà una serie di associazioni che secondo Israele sono colluse con Hamas, cioè tutti sono collusi con Hamas, a partire per esempio da Medici Senza Frontiere. Sì. Quindi veramente che sono gli unici, insomma, loro con molte, anche con Emergency, con ActionAid, eccetera, stanno fornendo un po' di assistenza con tutti i limiti imposti dalle frontiere chiuse. Ecco, quindi non so, sono molti in aumento ovviamente le malattie respiratorie, cioè ci ammaliamo noi, quelli là sono in mezzo all'acqua con le tende zuppe, è molto in aumento l'epatite A, perché le condutture non sono pulite, quindi bevono acqua contaminata e così. Comunque chi vuole saperne un po' può seguire su Facebook Sami Abu Omar, e lui pubblica tantissime cose tutti i giorni, proprio a questo compito di, fra l'altro, insomma, di informare noi che siamo fuori, perché sappiamo che i giornalisti avevano detto, no, che a un certo punto era per la sicurezza, eccetera. Adesso ancora però i giornalisti non possono entrare, quindi sì, non abbiamo più tante parole, ecco. Tra l'altro sto leggendo un libro molto bello che mi permetto di raccomandare, che è di uno storico israeliano che insegna in Gran Bretagna e si chiama La fine di Israele. E, detto così sembra una cosa molto cupa, invece è un libro pieno di speranza ed è molto bello perché, fra l'altro, ripercorre insomma le tappe un po' della storia di questa nazione disgraziata, una nazione senza Stato, ecco. Si chiama Ilan Pappello, storico, è un uomo insomma molto famoso così nell'ambiente. Va bene. E così. Così. E concludiamo. Metto la sigla, allora, poiché mi sembra di aver capito che la registrazione di Andrea Scattolini non è stata magnifica, andava a scatti, io la ripropongo dopo la sigla e così la si può riascoltare interamente e con i suoi passaggi normali, insomma. Quindi sigla finale, appuntamento per noi a martedì 6+7 13 gennaio, e buon anno, buona fine, buon anno a tutti. Ciao Buon anno a Rossella. tutti, ciao Gianluigi e Avete grazie a tutte le ascoltato persone Il che ci Giro hanno del Mondo in ascoltato 80 giorni e anche a quelle che ci ascolteranno. Ciao! Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.